Beh, il Nordic Walking non è altro che il migliorare la postura e la deambulazione dell'uomo adoperando i due bastoncini che sono praticamente delle protesi con cui ci si riappropria delle quattro zampe motrici. Cioè noi eravamo milioni di anni fa degli animali a quattro zampe, poi ci siamo evoluti arrivando alla stazione retta, però abbiamo anche perso la spinta delle braccia. Certamente, nel senso decuberteniano della parola, cioè non è competitivo, almeno nella nostra associazione ANWI, però è uno sport vero e proprio, perché si riescano a muovere, è uno degli sport più completi, si riescano a muovere il 90% dei muscoli in modo molto equilibrato. Assolutamente, lo possono praticare tutti, direi che addirittura si va oltre al tutti, ma anche i portatori di handicap, quali per esempio io ultimamente ho un allievo che manca di una parte di una gamba per un incidente e tramite il Nordic Walking ha ritrovato il suo equilibrio, la sua forza, il credere in se stesso e fa addirittura con me anche fino a 20 km di strada. Si va dagli istruttori nazionali dell'ANWI oppure di altre associazioni che ci sono in Italia e bisogna fare un corso che dura un workout di 2 o 3 volte, delle uscite di 1 ora e mezzo circa l'una, con 3 di queste si può avere il diploma di Nordic Walker e poi se si è per esempio guida ambientale come sono io, oppure laureati in scienze motorie o allenatori di qualche importante sport, si può accedere al corso per diventare istruttori. Sono questi bastoncini particolari, assomigliano molto a quelli dello sci di fondo perché in qualche modo il Nordic Walking nasce come allenamento estivo degli sportivi dello sci di fondo e come vedete il bastone non va via mai dalle braccia perché viene allacciato da questo simpatico modo e la differenza fra il bastone a trekking e quello a Nordic Walking è proprio perché con questo si spinge a mano aperta e si recupera con la mano chiusa, cosa che invece col bastone da trekking si spinge con le mani chiuse e poi si spinge invece questo la mano aperta. Sei proprio... sì, un attimo li ho tolti perché vedo... Ecco, c'è un di dietro. Questo è tuo.